This Scusate. conference will now be recorded. Ok, quindi come dicevo invito a condividere la telecamera o adesso o anche dopo quando faremo le esercitazioni. Intanto vi faccio una breve presentazione giusto per ricapitolare quello che abbiamo fatto martedì. Appunto abbiamo visto che cos'è l'analisi costi-benefici economici e ambientali. Abbiamo visto che intanto si avvale del calcolo dei costi lungo il ciclo di vita, quindi quello che è chiamato LCA o LCC, cioè Life Cycle Assessment o Life Cycle Costing. Cosa si intende per ciclo di vita? Abbiamo visto un esempio del ciclo di vita dei blue jeans, abbiamo visto come questo abbia delle ripercussioni nei campi più disparati, quindi quelli più prettamente ambientali, ma anche forti ripercussioni nel sociale. E poi abbiamo visto che l'LCC viene introdotto nel codice dei contratti pubblici, quindi l'analisi del ciclo di vita come metodo per la valutazione dei costi nel caso dell'offerta più vantaggiosa, economicamente più vantaggiosa, scusate. Poi quando usare l'LCC, abbiamo visto l'LCC può essere utilizzato, cioè l'analisi costi-benefici in particolare, può essere utilizzata nelle fasi di progettazione, valutazione, monitoraggio, anche come visibilità e sensibilizzazione dell'opinione pubblica allo stesso tempo. Analisi dei costi lungo il ciclo di vita, i costi, quindi quali sono i costi che prendiamo in considerazione per l'analisi dei costi e benefici. Ci sono i costi diretti, abbiamo visto che sono quelli che escono dalle nostre tasche, e i costi indiretti, che sono quelli che deve pagare la società per l'impatto ambientale l'impatto ambientale dell'acquisto. Costi indiretti. Allora, questi costi indiretti sono quelli un po' più complicati da calcolare. Come si calcolano? Innanzitutto bisogna fare una valutazione dell'entità dell'impatto ambientale. Abbiamo visto che si può fare in vari modi, per esempio con l'EPD, la dichiarazione ambientale di prodotto, in caso in cui ci sia, dati tecnici, pubblicazioni, eccetera. Ora, poi bisogna fare una valutazione economica dell'impatto ambientale, cioè questo impatto ambientale che io ho valutato qui, quindi quanta CO2 viene prodotta o inquinamento, insomma altri tipi di impatti, altro tipo di inquinamento per esempio, quanto valgono in termini economici, in termini monetari, e questo diciamo è anche un elemento che viene regolamentato dal codice dei contratti pubblici, che ci dice che per la valutazione dei costi imputati alle esternalità ambientali il metodo deve soddisfare tutte le seguenti condizioni, cioè essere basato su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori, quindi questo è importante, essere accessibile, e anche il terzo punto è che i dati richiesti debbono poter essere forniti senza uno sforzo eccessivo, insomma con un ragionevole sforzo. Ora, come facciamo questa valutazione economica dell'impatto ambientale? Per esempio, nel caso delle emissioni di gas serra, che è quello che adesso, questo diciamo è il dato che utilizziamo in tutti i fogli di calcolo. Il CAM dei veicoli fornisce un valore che purtroppo è datato, perché il CAM è del 2012, si rifà a una direttiva europea del 2009 che si rifà a un valore del 2007. Chiaramente adesso la situazione è cambiata e questo valore è considerato troppo arretrato. Allora, come possiamo come possiamo scegliere il valore che dobbiamo utilizzare? Questo l'avevo accennato anche l'altra volta. Ci sono per esempio i fogli di calcolo LCC del GPP europeo,
che sono dei fogli di calcolo soprattutto su materiale elettronico, elettrico, insomma computer, stampanti e altro materiale che utilizza l'elettricità. Allora, questi fogli di calcolo propongono un valore di 9 centesimi per chilogrammo, quindi più alto di quello che viene utilizzato dal CAM, che era di 4 centesimi per chilogrammo di CO2 equivalente, scusate. E questi fanno riferimento a una pubblicazione del 2014, quindi più recente, in cui si fa uno studio molto vasto delle possibili implicazioni delle emissioni e si ottiene un range in questo studio di valutazione dell'impatto da circa 5 centesimi a quasi 17 centesimi. Quindi in questo range gli autori scelgono il valore medio, che è 9 centesimi. Noi abbiamo fatto un altro calcolo dal lato nostro, utilizzando una metodologia delle linee guida ISPRA per il calcolo della capacità di assorbimento di un bosco, capacità di assorbimento di CO2 di un bosco, e questi messi insieme ai risultati di uno studio della Regione Veneto per la compensazione della CO2 prodotta da attività agricola, si può stimare in questo modo che in Italia la piantumazione di un ettaro di bosco misto con una densità di 1200 alberi per ettaro assorba 111 tonnellate di CO2 l'anno e costi 10.000 euro. E questo corrisponde a un costo, se facciamo diciamo, la divisione, corrisponde a un costo di 9 centesimi di euro al chilogrammo, che combacia molto bene con quello trovato dalla pubblicazione del 2014. Quindi abbiamo scelto di prendere questo valore di 9 centesimi in accordo con il calcolo della piantumazione e con l'articolo preso per il GPP, preso come riferimento dal GPP europeo. Altri esempi per la valutazione dell'impatto ambientale, per esempio qual è il valore monetario dell'impatto, il valore monetario degli impatti legati alla produzione di cibo cotone. Allora ci sono vari impatti da calcolare, per esempio l'inquinamento da fertilizzanti, in questo caso abbiamo da calcolare qual è l'impatto del deterioramento del suolo, delle acque, del deterioramento della biodiversità, della salute umana, eccetera. Quali sono i costi economici della società, per la società di questi impatti, e quindi questo è un altro impatto da calcolare. Uso di antibiotici. L'uso di antibiotici dovuto alla produzione di cibo, quindi l'uso degli antibiotici per appunto nell'allevamento, crea un'enorme proliferazione, scusate, di batteri resistenti agli antibiotici, e questo sarà il problema del secolo. Addirittura c'è un articolo su Scientific American che stima che l'impatto economico dei batteri resistenti agli antibiotici da qui al 2050 sarà di 100.000 miliardi. Ora, 100.000 miliardi, l'impatto del Covid è stato stimato più o meno a 3.000 miliardi di dollari, stiamo parlando. 100.000 miliardi su 30 anni sono più o meno, sono un po' più di 3.000 miliardi l'anno, cioè è un Covid l'anno, cioè questo è un impatto enorme, quindi anche qui è importante calcolare l'impatto. Chiaramente si può calcolare in modo anche molto come dire, diciamo, non troppo raffinato. Si può dire ok, qual è l'impatto economico annuale della proliferazione dei batteri resistenti agli antibiotici, su questa proliferazione quanto impatto ha il cibo, e di solito si stima che la produzione di cibo ha un quinto dell'impatto in generale sulla proliferazione degli antibiotici, dei batteri resistenti agli antibiotici, e gli altri 4 quinti sono dovuti all'uso umano degli antibiotici. Quindi un quinto di questo costo è dovuto alla produzione di cibo, si vede quanto cibo viene prodotto in un anno, quindi quanto costa l'anno, e in questo modo si ha più o meno una stima di quanto costi
la produzione, che ne so, di 1 chilo di carne bovina, per esempio, alla società a causa dell'impatto che ha sulla proliferazione di batteri resistenti agli antibiotici. Poi alterazione degli ecosistemi, per esempio per la creazione di terreni agricoli, per allevamenti intensivi, altre modifiche che si effettuano sulla natura a causa della produzione di cibo o di cotone. In questo caso c'è un innalzamento molto forte del rischio di epidemie, come insomma lo stiamo vivendo proprio in questo momento. Quali sono i costi di questo impatto? E allo stesso modo si possono calcolare gli impatti della produzione di cibo in termini economici sulla creazione di rischio di epidemia. Altro esempio è il valore monetario dell'inquinamento dell'aria non dovuto non a gas serra, cioè non inquinamento serra, ma inquinamento per esempio che nuoce alla salute umana. In maniera, cioè anche il gas serra nuoce alla salute umana, però in maniera molto più a lungo termine, mentre questo è proprio un effetto sulla salute immediato, quello delle polveri sottili. Quali sono, per esempio, quindi quali sono i costi degli effetti sulla salute delle polveri sottili? E anche qui si può risalire a un valore monetario. Valore monetario, per esempio, dell'uso insostenibile di materie prime, quindi ci sono moltissimi impatti che si possono prendere in considerazione e in qualche modo stimare qual è il valore monetario di questi impatti. Ora, chiaramente queste sono stime, il metodo con cui si fanno è molto limitato perché comunque bisogna decidere di limitare a un certo ambito la valutazione. Le implicazioni reali di queste cose in realtà sono molto più complesse, sono connesse tra di loro, il costo reale dell'impatto potrebbe anche essere molto più elevato di quello che si stima, però diciamo è comunque importante fare una stima anche per avere un'idea di quello che si sta, cioè per avere un'idea dell'impatto, per poter confrontare un attimo le cose, è comunque utile fare una stima e prenderla chiaramente con il debito riservo, insomma, senza appunto pensare che sia esatta al millesimo. Ora, quindi questo è diciamo un metodo per la valutazione economica dell'impatto ambientale, cioè ci sono vari metodi per la valutazione economica dell'impatto ambientale. I benefici, come abbiamo calcolato i benefici nei nostri fogli di calcolo. Nei nostri fogli di calcolo abbiamo fatto un confronto tra il prodotto medio e il prodotto a basso impatto ambientale. Per esempio, nel caso degli autobus, abbiamo innanzitutto per valutare l'entità dell'impatto ambientale abbiamo analizzato degli LCA, quindi dei Life Cycle Assessment che sono stati pubblicati sugli impatti sugli autobus elettrici, ibridi e diesel. Abbiamo visto questo. Abbiamo visto un grafico che ci faceva vedere che l'elettrico è molto più conveniente dal punto di vista degli impatti rispetto all'ibrido e al diesel, considerate le emissioni della rete elettrica italiana, che poi si abbassano di anno in anno perché il rinnovabile aumenta di anno in anno. E poi abbiamo visto il foglio di calcolo degli autobus. Ora abbiamo visto poi anche altri esempi di foglio di calcolo, l'edilizia, il tessile, abbiamo anche visto una bozza del foglio di calcolo della ristorazione. Adesso io vorrei fare, dunque intanto sì, poi c'è stata la volta scorsa, vorrei rispondere a una domanda che c'è stata la volta scorsa sugli autobus elettrici, perché appunto stavamo parlando di scuolabus e mi è stato chiesto se esistono in commercio degli scuolabus elettrici. Allora io ho fatto una ricerca brevissima, quindi non è assolutamente esaustiva, ho trovato questo articolo che parla appunto
degli scuolabus elettrici e nomina alcune case produttrici. Ho trovato sempre da questo articolo una casa italiana che produce autobus elettrici, scuolabus elettrici, ecco qui un esempio, un'altra casa italiana che li produce. Questo assolutamente non esaustivo, è proprio giusto per farvi vedere il risultato di una ricerca molto molto rapida. La Iveco pure produce scuolabus elettrici, il Daily Blue Power si chiama. E poi, vabbè, ci sono altre case non italiane, per esempio c'è questo scuolabus prodotto dalla Volkswagen, ho trovato insomma anche altre case, diciamo come case italiane c'è la Sitcar, questa AAE, la Iveco, ci sarebbe anche la Tecnobus che produce moltissimi bus elettrici e li esporta in tutto il mondo, che è italiana. Non ho trovato scuola bus in particolare, però probabilmente contattandoli si può vedere se li producono. E poi ci sono queste altre che sono americane, poi ce ne stanno di cinesi, ce ne stanno a non finire proprio, però insomma quello è un mercato un po' più, forse ancora presto, non lo so. Ok, poi questo è giusto per darvi un esempio della Volvo che è molto all'avanguardia sulla produzione degli autobus elettrici. Questo è un autobus che si ricarica al capolinea. Quindi praticamente ha bisogno di meno stazioni di ricarica perché la stessa stazione di ricarica può essere utilizzata da tutti gli autobus, non ce n'è bisogno, non è come al deposito che ce n'è bisogno di più ricariche perché ce n'è bisogno di una per ogni autobus, perché si può ricaricare molto velocemente durante l'uso, insomma quando si trova al capolinea durante il periodo di uso. Allora, io volevo fare un'esercitazione. Dunque, intanto vediamo se ci sono delle domande. Intanto ricondivido ricondivido la webcam. Ecco qui. Dunque, volevo fare un'esercitazione in maniera un po' interattiva perché penso che per voi sia meglio. Dunque. Allora, intanto scusate, guardo un attimo sulla chat. Allora, intanto avete il link per le esercitazioni. Invito tutti quanti, se qualcuno non l'ha ancora fatto, a scrivere il proprio nome e il proprio ente di appartenenza. Potete prendere il file Excel che c'è sul link. Salve. Potete prendere il file Excel che c'è sul link e scaricarlo e fare questa esercitazione. Intanto vi faccio un attimo rivedere il file Excel dei veicoli, che è qui. Chiedo scusa, ho visto che ci sono due link, quindi ho notato che uno è per quello degli autobus e uno è per quello dei tessili, giusto? Sì, sì. Perfetto, grazie mille. Allora, sarebbe opportuno dire qual è quello degli autobus, perché adesso bisognerebbe fare un'esercitazione su quello degli autobus. Io l'ho scaricato, è il primo link, il secondo invece è quello per il tessile. Perfetto. Allora, questo è il foglio di calcolo per l'acquisto degli autobus. Ci sono delle caselle in giallo qui, come vedete, e quindi vi chiederei di scaricare questo foglio di calcolo e di inserire i dati che adesso vi do, che sono questi. Aspettate, stiamo su. Ecco qua. Quindi inserire questi dati, sono dati per 7 offerte, 2 offerte di diesel e 5 offerte di elettrico con i rispettivi costi unitari.
ho messo 2 veicoli per un acquisto di 2 veicoli e in questo caso quindi una volta inseriti questi dati la domanda è: qual è l'offerta economicamente più vantaggiosa, quali offerte hanno un beneficio diretto negativo e quali un beneficio totale negativo. Ora vi chiederei di scaricare il file e fare questa esercitazione. Diciamo che possiamo considerare magari 10 minuti per farla, un quarto d'ora forse. No, facciamo 10 minuti, poi insomma se avete bisogno di più tempo aspettiamo. E poi ci risentiamo tra 10 minuti e mi dite quello che avete trovato. Quindi potete o condividere la telecamera oppure semplicemente l'audio se non avete la possibilità di condividere la telecamera, quello che è possibile. Poi lo faremo anche, lo svolgeremo anche, lo svolgerò io anche per, insomma, lo svolgeremo anche insieme. Quindi da adesso diciamo 10 minuti. Chiaramente se avete qualunque problema fateci, insomma, ce lo potete dire via audio oppure sulla chat.
Vi preghiamo di dirci quando avete finito l'esercizio, di scrivercelo in chat, così quando tutti hanno finito riprendiamo.
Allora, come sta andando? Siete riusciti a inserire i dati nel foglio di calcolo? Volete anche dirci attraverso il microfono se non volete scrivere un chat, se avete qualche problema, come sta procedendo, giusto per capire, per avere un feedback. Ok, vabbè, allora vi svolgo io l'esercizio e poi ehm, se avete qualche domanda me la fate, insomma. Allora, prendiamo il foglio di calcolo dei veicoli. Ok, quindi vi faccio vedere anche qualcosa di supplementare che non c'era nella presentazione scorsa né nell'esercizio che vi ho dato. Quindi questo è, intanto riprendiamo un attimo, questo è il foglio di calcolo che avete scaricato, di cui abbiamo parlato anche l'altra volta per l'acquisto di autobus. Scusami Alberta, Sì, potresti zoomare un pochino perché si leggono poco i numeri? certo. Grazie No, i mille. numeri infatti, certo, zoom, ma adesso volevo solo un attimo far vedere, prima di far vedere i Ah, numeri, ok, volevo no, far vedere una scusa cosa, poi nascondo l'interruzione, delle colonne e si perché vedranno non meglio. vedevo proprio, grazie. Certo, grazie di avermelo detto comunque. Qui ci sono tutte le varie colonne per i costi, per il calcolo dei costi diretti, vediamo fino a qui, al costo della manutenzione, e poi per il calcolo delle emissioni, quindi e dei costi indiretti che sono calcolati in questo caso esclusivamente sulle emissioni durante tutto il ciclo di vita, quindi durante la produzione, la manutenzione, l'uso, la manutenzione, eccetera. Chiaramente si potrebbero pensare anche ad altri impatti, non solo le emissioni, materie prime, eccetera, eccetera, però per il momento abbiamo fatto un file che prende in considerazione le emissioni. Allora adesso io nascondo queste colonne che non ci interessano in questo momento e cerco di ingrandire quello che vediamo. Vediamo se così va meglio, Laura? O Sì, adesso va Pierpaolo? benissimo, grazie. Ah, Sì, bene, sì, perfetto. meglio Alberta. Grazie. Allora, questi sono i dati, qui c'è scritto uno, questo è un esercizio in cui ce n'ho messo uno, mettiamoci due veicoli. Sono i dati che vi ho dato per fare l'esercizio. Facciamo così e abbiamo risolto. Ok. Allora, ho inserito quindi le due offerte diesel qui, volendo se ce ne fossero state più di due si sarebbe potuta aggiungere si possono aggiungere delle righe ovviamente, e poi ho inserito tutte le offerte per l'elettrico nella parte del prodotto a basso impatto ambientale, quindi in queste righe c'è l'offerta per l'elettrico. Perciò gli impatti sono calcolati in modo diverso chiaramente per il diesel e per l'elettrico. Allora, cosa otteniamo? Otteniamo qui i costi diretti totali, questi sono sull'arco di vita. L'arco di vita è una percorrenza di 800.000 km, normalmente sono 12 anni l'arco di vita di un autobus in media, questo perlomeno anche quello che le case produttrici quello che le case produttrici dicono, insomma. Ora, qui abbiamo i costi diretti di queste offerte,
Vi ricordo che la prima, questa qui, non è un'offerta ma è un prodotto di riferimento rispetto a cui vengono calcolati poi i benefici. E qui abbiamo un prodotto di riferimento verde che è, diciamo, il prodotto medio che abbiamo trovato noi sul mercato. Quindi qui abbiamo le due offerte diesel con i costi totali diretti, i costi totali indiretti e il totale dei costi diretti e indiretti. Qui abbiamo anche delle percentuali che ci dicono quant'è la percentuale del costo d'acquisto sul costo totale, diretto e indiretto. Quindi la percentuale del costo d'acquisto del bus è molto bassa rispetto agli altri costi che ci sono, sia diretti che ambientali e quindi indiretti. E poi la percentuale del costo diretto, di tutto il costo diretto, sul costo totale dell'autobus. Lo stesso abbiamo per l'elettrico, quindi abbiamo tutti i costi totali e poi le percentuali. Ora andiamo a vedere i benefici. I benefici quali sono? Allora, nel caso del diesel è semplicemente appunto una differenza di prezzo con il termine di paragone di riferimento. E qui invece abbiamo i benefici delle offerte elettriche dalla riga 8 in giù. Perciò possiamo vedere che c'è già nella prima, vabbè, la prima c'ha 90.000 euro e questo ho considerato che compriamo un autobus cinese a occhi chiusi e non sappiamo, non sappiamo poi di che qualità sia, quindi è diciamo un'offerta così, proprio l'ho messa giusto per vedere che cosa dava. Un'offerta più ragionevole potrebbe essere, due offerte più ragionevoli potrebbero essere queste di 230.000 euro e di 300.000 euro come prezzo. Quindi qui in questo caso abbiamo, quindi sarebbero questi i risultati, qui abbiamo un beneficio diretto di 200.000 euro, scusate, sì, un beneficio diretto di 200.000 euro in questo caso e un beneficio ambientale di 269.000 euro. Bene, i benefici ambientali sono gli stessi per tutti perché è sempre un autobus elettrico, abbiamo considerato gli stessi consumi. Quindi poi l'importante è andare a vedere il beneficio totale, cioè il beneficio totale quindi è in un caso 470.000 euro, nell'altro 330.000 euro. Ora questi sono benefici sulla vita totale. Allora, se abbiamo però un appalto di affidamento del servizio che dura di meno, per esempio dura 3 anni, io ho aggiunto qui delle colonne in cui si può calcolare il beneficio sulla durata dell'appalto. Perciò se il beneficio sulla vita totale è 470.000 euro, sulla durata dell'appalto sarà di 117, quasi 118.000 euro nel caso dell'autobus che costa 230.000 euro. Nel caso dell'autobus che costa 300.000 euro si avrà un beneficio di 82.000 euro. E qui possiamo vedere appunto che quali sono i benefici economici diretti, quindi già dal punto di vista del beneficio economico diretto, anche sull'autobus che costa 300.000 euro abbiamo un impatto di 15.000 euro sull'appalto di 3 anni. E poi chiaramente abbiamo un impatto ambientale che è lo stesso per tutti quanti. Ora, quali sono le offerte che allora la domanda, dunque la prima delle due domande era qual è l'offerta economicamente, anzi sono 3 domande, qual è l'offerta economicamente più vantaggiosa? Qual è l'offerta economicamente più vantaggiosa? L'offerta economicamente più vantaggiosa, un attimo, vediamo. Ok, l'offerta economicamente più vantaggiosa lo possiamo vedere, da qui dobbiamo vedere quella che ha il minimo, che ha il beneficio totale più alto. Quindi il beneficio totale più alto chiaramente sarebbe l'offerta da 90.000 euro che però da prendere con le pinze, quindi forse da non considerare. Perciò
il secondo beneficio più alto è 117.000 euro, quindi 117.000 euro è questa offerta ovviamente da 230.000 euro. Allora, poi l'altra domanda era quali offerte hanno un beneficio diretto negativo? Allora andiamo a vedere quali offerte hanno un beneficio diretto negativo. Ci sono due offerte che hanno un beneficio diretto negativo, sono solo due, sono quelle da 400 e 500.000 euro, quindi bisogna arrivare a un prezzo molto molto elevato per non avere beneficio economico diretto. Ora, poi l'altra domanda era qual è l'offerta che ha un beneficio, totale negativo e possiamo vedere che è solamente quella da 500.000 euro. Quindi l'offerta da 400.000 euro, pur avendo un beneficio economico diretto negativo, non di molto, di 13.000 euro su 3 anni, ha comunque un beneficio totale in positivo, quindi è comunque più vantaggiosa di quella dell'autobus da 80.000 euro con cui stiamo confrontando tutto quanto. Ora, quindi ora per quanto ci sono due osservazioni che vorrei fare. Innanzitutto che se voi volete confrontare non con l'autobus da 80.000 euro, ma con una delle offerte che avete qui, semplicemente sostituite questo 80.000 euro con il prezzo dell'offerta con cui volete confrontare le altre. Quindi qui mettiamo 70.000 euro e a questo punto abbiamo un confronto con l'offerta da 70.000 euro e vediamo che comunque anche in questo caso è solo questa offerta qui che è quella che corrisponde a quella da, vediamo se riesco a farvelo vedere, corrisponde a quella da 500.000 euro che ha un impatto negativo. Poi se mettiamo 90, quindi confrontiamo con un autobus da 90, chiaramente l'impatto negativo diminuisce ancora di più. Questa era una osservazione che volevo fare per farvi vedere come potete usare questo file. Ora, oh no, scusate, non era questo che volevo fare. Ora, un'altra osservazione che volevo fare è questa. Io ho sostituito i valori che c'erano in questo file, che erano valori del 2019 sul prezzo per il prezzo del diesel e dell'elettricità, con i prezzi attuali. Innanzitutto, appunto, bisogna dire che appunto il prezzo del diesel è il prezzo del mese, il prezzo elettrico non ho trovato il prezzo ufficiale, non ho trovato ancora le tabelle ufficiali, queste io le prendevo da un sito di Eurostat ufficiale del prezzo dell'elettrico, è un po' complicato capire il prezzo dell'elettrico in Italia, quindi ho messo un valore ridotto del 20%, che più o meno è la riduzione che abbiamo adesso sull'elettricità, rispetto del 19%, anzi rispetto all'anno scorso che ho trovato su delle tabelle. Ora vi voglio solo far vedere, quindi questo prezzo dell'elettrico andrebbe aggiornato con un prezzo più ufficiale, questo vi volevo dire. Vi volevo far vedere come, se ci riusciamo, aggiornare questi valori. Per esempio, aggiorniamo il prezzo del diesel. Questo io ho messo appositamente il prezzo di 2 o 3 settimane fa, vediamo se riusciamo a aggiornarlo al prezzo attuale. Cliccando sul link, non so se potete vedere, vediamo se si vede, sì. Cliccando sul link si va sul sito del Mise che ci dà i prezzi del gasolio, i prezzi dei carburanti. Quindi qui abbiamo il prezzo attuale del gasolio che è 1,260, cioè 1,26 euro e poi c'è questo 0,40, anzi questo è un prezzo in centesimi, quindi 1260 centesimi,40 e l'IVA che è 227 centesimi,29. E poi abbiamo l'accisa, questa qui non è cambiata, quindi la lasciamo stare. Andiamo a
a cambiare il prezzo. Allora, aspettate che facciamo così lo riusciamo a vedere. Perciò abbiamo detto 126040, qui il prezzo è in euro, non è in centesimi, perciò devo semplicemente moltiplicare per 1000, 40, e poi 1, 0, poi qui abbiamo 227,29 per l'IVA, qui c'ho 227,37, devo semplicemente sostituire questo con 29 e abbiamo aggiornato i prezzi. Vediamo se cambia qualcosa, però diciamo il cambiamento è talmente basso che non cambia moltissimo, insomma, non si vede. L'offerta economicamente più vantaggiosa, a parte l'offerta cinese, rimane questa di 118.000 euro, e abbiamo sempre una sola offerta, diciamo, che ha un beneficio negativo, che è quella che ha un prezzo molto molto elevato per l'elettrico. No, non so se è tutto chiaro, se ci sono domande fino a qui. O possiamo andare avanti? Vabbè, per ora non ci sono domande. Se avete domande potete chiaramente scriverle in chat, oppure anche farmele a voce, insomma, potete attivare il microfono e farmi domande a voce o scriverle in chat. Allora, andiamo avanti con la prossima esercitazione. La prossima esercitazione è questa. È sul foglio del tessile. Intanto vi faccio rivedere il foglio di calcolo del tessile. Il foglio di calcolo del tessile intanto ve lo potete scaricare se non l'avete già fatto. Come è fatto il foglio di calcolo del tessile? Allora abbiamo due schede per il momento, una sul cotone e una sulla viscosa. Allora, questo foglio di calcolo, come abbiamo detto l'altra volta, è un foglio che anche qui calcola gli impatti sulle emissioni di CO2. Ora, per il tessile questi sono degli impatti parziali, perché il tessile, come abbiamo visto dal ciclo di vita del jeans, ha degli impatti molto molto più vari, insomma, impatti sull'inquinamento, non solo sull'inquinamento serra, ma fortissimi impatti sull'inquinamento del suolo, delle acque e anche impatti sociali. Quindi per il momento però abbiamo un foglio preliminare che prende in considerazione le emissioni di CO2. Allora, come l'ho strutturato? Ho messo la possibilità di inserire le unità di quello che si sta comprando, il peso in chilogrammi dell'unità, che quindi questo è importante, c'è scritto sul foglio di calcolo, bisogna richiedere che le quantità di capi siano convertite anche in chilogrammi di tessuto, oppure che sia dato il peso per l'unità. Qui abbiamo il costo d'acquisto da inserire, un costo di smaltimento che per il momento non consideriamo, vediamo qual è l'impatto senza considerare il costo di smaltimento, e poi otteniamo un costo diretto totale, costo indiretto totale e poi il costo totale qui. Allora, che altro dobbiamo inserire? La percentuale di biologico non riciclato e la percentuale di riciclato. Allora, la percentuale, come è strutturato questo foglio? È strutturato in modo da avere un termine di paragone qui che non rispetti il CAM, quindi in cui mettiamo 0%, queste percentuali le mettiamo a 0, e un termine qui in cui possiamo mettere delle percentuali che rispettino il CAM, diciamo dal punto di vista dei criteri premianti. I criteri premianti ci dicono appunto che ci può essere una certa quantità di biologico e si assegna un premio a seconda della quantità di biologico. E la stessa cosa per la percentuale di riciclato. Ora, chiaramente questa è la percentuale di biologico non riciclato, quindi la somma di questi due termini deve essere massimo 100%, non può essere più alta.
Quindi, e qui abbiamo la possibilità di mettere una seconda offerta. Allora, quello che vi propongo è di fare questa esercitazione. Delle offerte per pantaloni da lavoro in cotone, quindi ho messo che prendiamo come quantità 50, ma può essere più alta ovviamente, peso unitario ho messo 1 chilo, così appunto non avendo delle offerte, non avendo dei dati reali ho messo quello che può sembrare così plausibile. Costo d'acquisto, allora, questi sono appunto, questa è l'offerta di riferimento che dobbiamo mettere in questa colonna qui che vedete, mentre questa è, quindi diciamo questo è il termine di paragone, il prodotto ad alto impatto ambientale, e questo è l'offerta che abbiamo a basso impatto ambientale. Qui quindi dobbiamo mettere, in questo caso ho messo il prezzo un po' più alto perché è pantalone biologico, cotone biologico, al 100% e non è riciclato. Poi ho considerato un'altra offerta che si può inserire qui, quindi nella offerta numero 2, che è appunto di nuovo abbiamo il termine di paragone in prima colonna e invece qui abbiamo un pantalone ricondizionato, quindi un pantalone riciclato che costa quindi di meno, ho messo 28 euro, 100% riciclato e non è biologico. Ora abbiamo una terza offerta che è sempre appunto termini di paragone, invece è un'offerta di pantalone fatto con cotone riciclato al 50%, quindi invece ho scritto 70, scusate. Cotone riciclato al 50%, perciò non biologico e riciclato al 50%. Quindi se avete scaricato il file, adesso vi chiedo di inserire queste offerte nel file. Ora qui ci sono solo ci sono solamente due colonne, scusate, lo spazio per 2 offerte, quindi bisognerà aggiungere una terza offerta. Come si fa? Si copia semplicemente la tabella e si incolla. E qui possiamo aggiungere la terza offerta. Vi avverto che c'è una riga, questo ve l'ho fatto proprio per farvi vedere, c'è questa riga sulla durata di vita che in realtà non ci interessa, in realtà non ci interessa in questo particolare esercizio neanche il costo di smaltimento e il costo totale di smaltimento perché non ce l'abbiamo, però la durata di vita proprio in questa versione del file non viene usata. Quindi vi prego di fare questa esercitazione, penso sia importante che voi la facciate e poi la correggiamo, che proviate a farla, perché per voi ha un valore molto più alto se provate a farla e la correggiamo dopo. Quindi anche in questo caso vi do, diciamo, sì, 10 minuti, diciamo fino alle 11:15 per fare questa esercitazione. Vi rimetto la schermata. Eccola qui.
Ok, stiamo per quindi riprendere. Se avete, domande, vi invito appunto a farle, a scrivere sulla chat. Ora, ora prendiamo il foglio di calcolo del tessile, sempre che io riesca a uscire da qui, sì. Prendiamo il foglio di calcolo del tessile e inseriamo queste offerte. Quindi abbiamo detto per tutte e tre le offerte la quantità è 50 e il peso unitario è 1000. Allora qui, scusate, il peso unitario è 1 chilogrammo. Anche qui scriviamo 50 e 1 chilogrammo. Scusate, ho messo 1000, il peso unitario doveva essere 1 chilogrammo, ecco questo è un errore mio. Il peso unitario 1000 grammi, insomma intendevo chiaramente per il peso unitario qui non è in grammi ma in chilogrammi. Ecco qui. Quindi inseriamo questi dati, poi i prezzi. Abbiamo detto in un caso abbiamo il cotone biologico 100%, 30 euro il pantalone di riferimento e 33 il pantalone biologico. No, torniamo qui. Allora, 30 euro e 33 quello, quello biologico. Abbiamo detto che per il momento non ci interessa il costo di smaltimento, anzi possiamo anche un attimo nasconderlo. Percentuale di biologico non riciclato e riciclato 0 per il momento e in questo caso percentuale di biologico 100% e 0% di riciclato. Andiamo a inserire, beh, qui allora già qui che cosa vediamo? Vediamo che il costo indiretto totale chiaramente è più alto per il non biologico. Il costo totale invece è più alto per il biologico, il costo diretto totale è più alto per il biologico. E quando andiamo a fare la somma vediamo che quello che salviamo in impatto ambientale, cioè sono 15 euro di differenza, non compensano la differenza di prezzo perché il costo totale è più alto nel caso del biologico. Il beneficio diretto infatti nel biologico è negativo, cioè chiaramente il biologico costa di più, quindi non ha un beneficio diretto. Ha un beneficio indiretto che compensa di un pochino il beneficio, diciamo il costo più eccessivo, scusate, il costo più alto, però non eccessivamente, insomma, non compensa, possiamo vedere che compensa un pochino il fatto che costi di più. Ora andiamo a inserire la seconda offerta che avevamo detto essere, non questa, ma questa, che avevamo detto essere appunto un pantalone completamente ricondizionato, quindi riciclato al 100%, che costa un pochino di meno. Andiamo qui, inseriamo per l'offerta 2 30 euro sempre per l'offerta di base e 28 euro per l'offerta, cioè per diciamo non l'offerta di base ma per il termine di paragone. Nascondiamo le celle e qui andiamo a inserire percentuale di riciclato del 100%. Allora, in questo caso il prezzo è minore
E abbiamo quindi innanzitutto un beneficio indiretto comunque più alto rispetto al biologico. Qui abbiamo un beneficio di 45 euro, mentre per il biologico avevamo un beneficio di 15 euro sulla stessa quantità di prodotto. Perché? Perché chiaramente se il prodotto è riciclato, non vengono considerate emissioni per quel prodotto, perché è un prodotto ricondizionato, che quindi comunque le emissioni sono molto più basse, cioè perché non include le emissioni dovute a tutta la coltivazione e la lavorazione del cotone. Quindi ha un impatto ambientale molto ma molto più basso, anche nel caso del biologico, anche rispetto al biologico, perché il biologico comunque ha un impatto chiaramente più basso, molto più basso di quello non biologico. Quindi in questo caso quindi abbiamo sia un beneficio diretto in positivo, sia un beneficio indiretto, perciò poi abbiamo un beneficio totale positivo di 145 euro su un acquisto di 1400, quindi diciamo abbiamo più del 10% di beneficio. Ora vediamo la terza offerta. La terza offerta era per un pantalone fatto in, vi ricordo, in cotone 50% riciclato, che abbia più o meno lo stesso prezzo del pantalone non riciclato. In questo caso che cosa otteniamo? Anche qui otteniamo un beneficio positivo. Innanzitutto non c'è beneficio diretto perché il prezzo abbiamo messo che è lo stesso prezzo. Abbiamo un beneficio indiretto dovuto al fatto che c'è questo 50% di cotone riciclato, perciò otteniamo un beneficio totale anche qui positivo, chiaramente più basso di quello che ottenevamo col pantalone che costava un po' di meno e che era al 100% biologico. Ora, vi volevo solo far vedere che questo file si può usare anche in un altro modo, cioè qui abbiamo scritto le 3 offerte tutte confrontate con un termine di paragone ad alto impatto ambientale, ma noi potremmo anche scrivere le 2 offerte, per esempio per confrontare 2 offerte potevano metterla una qui e una qui, per esempio se vogliamo confrontare l'offerta del biologico a 33 euro con l'offerta questo del riciclato a 28 euro, totalmente riciclato, mettiamo semplicemente 100% biologico in questo caso e 100% riciclato in questo caso, e vediamo qual è il vantaggio di prendere il totalmente riciclato, cioè c'è un vantaggio abbastanza elevato. Se vogliamo vedere chiaramente con l'offerta a 30 euro che era 50% riciclato, vediamo che anche in questo caso l'offerta a 30 euro 50% riciclato ci converrebbe rispetto al biologico. Questa, vi ripeto, è la stima sulla CO2, poi ci sono altri fattori che andrebbero considerati, che non sono solamente le emissioni di CO2, come dicevo, e quindi questo, diciamo, questo è un work in progress, questo file verrà chiaramente aggiornato e ampliato considerando anche altri impatti in futuro. Stiamo appunto iniziando quest'anno ad utilizzarli. Allora, questo è quello che diciamo possiamo fare per il cotone. Adesso vi faccio vedere degli esempi. La stessa cosa possiamo fare con altri tipi di di capi di vestiario. Per esempio, se vogliamo considerare invece di considerare dei pantaloni da lavoro, vogliamo comprare 500 camici che non peseranno 1 chilo ma peseranno un po' meno, forse 600 grammi. Possiamo fare la stessa cosa e vedere quali sono i benefici su diciamo, un capo differente. Anche qui possiamo vedere la stessa cosa con
con i camici su questa. E qui vediamo appunto qual è il beneficio su un'offerta, in questo caso più grande. Allora, il camice magari non costerà 30 euro, ma costerà forse 15, diciamo, per il biologico mettiamo 18 euro, e per il riciclato, a contenuto completamente riciclato, mettiamo 13 euro. Per esempio, e abbiamo il beneficio che otteniamo in questo caso. Quindi questi file chiaramente si possono usare, ci si può giocare, ci si possono mettere dentro varie offerte, si possono usare per confrontare le cose in vario modo. Ora facciamo un esempio, l'ultimo esempio sulla viscosa. Per esempio vogliamo comprare delle magliette di viscosa, 500 magliette di viscosa, diciamo che pesino più o meno 150 grammi. Allora, in questo caso possiamo dire per esempio che una maglietta, se ne compro 500, costi 3 euro l'una, nel caso sia appunto nel caso sia una maglietta convenzionale, mentre che appunto non ha né riciclato né biologico. Ammettiamo che invece quella del biologico costi, ma può costare comunque 3 euro e qualcosa, ma insomma adesso si trovano facilmente le magliette in cotone biologico, mettiamo 3,50 euro. In questo caso, scusate, non biologico, riciclato, appunto. Quindi riciclato, stesso prezzo. Mettiamo che costi lo stesso prezzo, quindi maglietta in viscosa non riciclata e maglietta in viscosa riciclata. Qui possiamo fare una prova con, per esempio, 50% di riciclato, che beneficio ci dà. Allora, costo totale, in questo caso, il percentuale di riciclato perché non ce l'ho. Aspettate, mettiamolo qui. Dunque, 500, 50, ecco qui. Allora, qui abbiamo detto 3 euro e anche qui 3 euro. Allora, qui se mettiamo il 50% di riciclato, abbiamo appunto un costo diretto, un costo diretto totale di 225 euro, un costo indiretto totale di 13 euro. E quindi abbiamo un beneficio alla fine, siccome il costo indiretto totale nell'altro caso è di 26, abbiamo un beneficio di 13 euro. Se prendiamo per esempio un 70% di riciclato, chiaramente il beneficio possiamo vedere che aumenta. Se invece mettiamo che la maglietta a contenuto riciclato costi di meno, chiaramente il beneficio aumenta ancora di più. Quindi sul costo totale abbiamo un beneficio molto elevato. Allora, anche nel caso di 3 euro avevamo un beneficio insomma abbastanza alto, però chiaramente se costa di meno abbiamo un beneficio molto molto più elevato. Quindi questo è giusto per farvi vedere come possono essere utilizzati questi file. Poi abbiamo anche altri, quello dell'edilizia, che se volete avere questi file anche per l'edilizia possiamo spedirveli, scriveteci una mail, adesso vi faccio vedere a questo indirizzo acquistiverdi regione Friuli Venezia Giulia.it e vi possiamo spedire anche il file sull'edilizia e ovviamente vi possiamo anche spedire le slide di oggi e di martedì se non ce le avete ancora, prima che vengano pubblicate sul sito, se non volete aspettare che vengano pubblicate sul sito. Allora, io con le esercitazioni ho finito. Se volete
fare delle domande sono a disposizione, aspettiamo qualche minuto per vedere se ci sono domande, sia col microfono che sulla chat, se volete attivare la vostra webcam o no, insomma siete liberi di fare come quello che è possibile. E sulla chat ci sono vi segnaliamo i prossimi webinar in programma. Il 15 giugno, lunedì 15, sarà sempre alle 10 Simona Faccioli, la giurisprudenza in materia di GPP e le sentenze più importanti e utili. Il 25 giugno Silvano Falocco vi farà un webinar sulla ristorazione collettiva, in particolare sul nuovo decreto ministeriale del 10 marzo 2020. E il 7 luglio Matteo Gordini vi farà un webinar sull'acquisto di carta per copia e carta grafica, sempre alle 10. Allora, io aspetto qualche altro minuto per vedere se ci sono domande. Pierpaolo, non so se tu hai delle altre cose da aggiungere? Pubblicherò a breve il link per il test finale del webinar di oggi, da compilare. E per il resto hai detto bene tu, insomma hai segnalato i prossimi appuntamenti del 15 giugno, 25 giugno e 7 luglio. E ricordo anche, come sempre detto tu, che si può trovare la registrazione del webinar sul sito del Friuli Venezia Giulia. Perfetto, allora qui intanto vedo che c'è una domanda: è possibile avere indicazioni, fogli di calcolo, indicazioni normative CAM nel caso di acquisto di un'auto? Allora, intanto sicuramente un'indicazione sulle normative ve la posso dare, che come dicevamo l'altra volta, il CAM è molto arretrato, quindi se, diciamo, però è quello che è in vigore, quindi ma è uscita una direttiva europea che dovrà essere recepita entro la fine di quest'anno, quindi la nuova direttiva europea sicuramente vi dà delle indicazioni sull'acquisto anche di auto. Ora, il foglio di calcolo per le auto non l'abbiamo ancora fatto, però è un prossimo sviluppo che potremmo spedirvi, quindi se volete mandarci la vostra email, se siete interessati anche al foglio di calcolo per le auto, quando ce l'abbiamo ve lo possiamo spedire. Vi ricordo questa è l'email a cui spedirlo, ecco qui. Acquisti Verdi, Regione Friuli Venezia Giulia, regione.fvg.it. Quindi potete spedire un'email e vi manderemo poi, quando sarà pronto, il foglio di calcolo anche per le auto. La direttiva europea penso che la possiate trovare facilmente, ma possiamo mandarvi anche quella per email se non riuscite a trovarla. Grazie a voi. Se non ci sono altre domande possiamo concludere qui. Vi ringrazio dell'ascolto. Ho condiviso il link per il test del webinar, lo trovate in... Certo. Le registrazioni verranno pubblicate sul sito della Regione. Allora, il test, vi ricordo, è valido per i 2 webinar, quindi per quello di martedì e per quello di oggi, quindi sarà su dei contenuti che sono stati presentati martedì e oggi. In quale pagina del sito della Regione? Dunque, io non lo so esattamente in quale pagina, tu lo sai Pierpaolo? Dovrebbe esserci una pagina dedicata ai webinar e eventualmente insomma vi faremo sapere anche in sede dei prossimi webinar più nello specifico. Comunque dovrebbe esserci una pagina dedicata dove poter trovare tutte le registrazioni dei webinar. Magari nella mail, se ci mandate una mail, ve la possiamo mandare poi, vi possiamo mandare un link. Insomma, se non riuscite a trovarlo, mandate una mail sempre ad acquistiverdi@regione.fvg.it e vi manderemo il link
del sito, perché ancora non sono stati pubblicati. Va bene, allora se non ci sono altre domande possiamo concludere qui. Vi ringrazio per l'ascolto e il prossimo appuntamento quindi sarà lunedì prossimo alle 10 con Simona Faccioli. Grazie a tutti e arrivederci. Grazie mille, buona giornata. Buona giornata.